Nella sala stampa del Gavagnino Nocini, presentazione della categoria primavera della Virtus Verona. Il responsabile del settore giovanile, Cristian Cantarelli, ha illustrato il programma della stagione alla presenza dello staff al completo. Hanno preso parte all'appuntamento anche mister Gigi Fresco, il direttore generale Diego Campedelli ed il capitano della prima squadra Mimo Danti. Non poteva mancare Gigi Fresco alla presentazione della primavera, un'atmosfera importante e molto intrigante quella di oggi. Sì, veramente vedere questi ragazzi giovani, bravi, che si aggingono a fare un bellissimo campionato, è una delle cose più importanti della loro storia di vita calcistica, è bello e entusiasmante anche per me, li invidio che devono ancora andare in ritiro. Allora, buona stagione a tutti allora. Buona stagione, buon calcio e buona vita a tutti. La rosa quest'anno è composta da 26 giocatori e sarà guidata dalla new entry mister Alessandro Recenti, dal vice Manuel Cagliari, il preparatore atletico Paolo Longo, il preparatore dei portieri Carlo Salardi, dal medico sociale Giuseppe Armani e dai dirigenti accompagnatori Alberto Passuello e Daniele Ossolari. Mister, qualcuno dice che il calcio è come una droga quando ci si sta lontano. Potremmo dire che in questo momento stai uscendo dall'astinenza? Sono tornato in campo, dopo un po' di tempo sono tornato in campo, sono contento e ho trovato un bel gruppo che ha lavorato bene con una bella reattività. Affrontare il campionato primavera, dopo aver avuto tante esperienze anche in campo internazionale, molto calcio femminile, come ci si prepara ad affrontare un campionato del genere? Col pensiero che ogni allenamento deve essere quello giusto per poter arrivare a un gradino in più, riuscire a migliorare l'1% per ogni giorno, questo è uno dei miei obiettivi che voglio trasmettere ai ragazzi. Con i ragazzi che tipo di rapporto hai avuto fino adesso e che cosa ti aspetti da questi ragazzi della primavera? Mi aspetto quello che ho visto oggi, tanta voglia di fare, tanta voglia di migliorare. Oggi ho visto un gruppo, era il primo allenamento, che si è messo a disposizione, che ha cercato di superare quel gradino in più, questo l'ho apprezzato molto. Una società ambiziosa come la Virtus è un ambiente ideale anche per te? Ambiente assolutamente ideale per me, sono contento di allenare la primavera, sono contento di essere qui e mi metto a completa disposizione. Virtus Salé. Virtus Salé sempre. Gli allenamenti sono appena cominciati e già ci si prepara per la partenza del ritiro il 17 agosto, che vedrà la squadra recarsi a Fiera di Primiero, dove proseguiranno gli allenamenti in vista delle prime amichevoli che precedono l'inizio del campionato Primavera 4, che quest'anno inizierà il 23 settembre. L'ambiente è carico per ben figurare in questa nuova stagione agonistica.